Quarta corsa, Puledre di 2 anni al via, sono in 9 dopo il ritiro del numero 8. 1 Castleton Wise S, Roberto Andreghetti, 2 Country Matley, Battista Congiu, 3 Connemara S, Andrea Farolfi, 4 Cia 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 Si, Antonio Greppi, 5 Cesni Adaghi, Salvatore Valentino, 6 Candy Spritz, Francesco Pettinari. In seconda fila 7 Comanci Joe, Mattia Ricci, 8 Sibel Font, Vincenzo Piscuoglio, 10 Corrivia Font, Antonino Pecoraro. Abbiamo un po' arretrata Candy Spritz che rinuncerà al lancio. Stacco della macchina, velocissima, Connemara S, poi Cia 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 Si al largo Cesni Adaghi, lungo la corda invece Castleton Wise S. Numero 2, Cavalli Country sulla curva Matley, con Cesni Adaghi che ripiega in terza posizione dietro a Cia 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 Si, davanti a Castleton Wise S, ma intanto prosegue di buona lena con Nemara S, 14,5 i primi 200 metri per questa fila di Main Wise S. Numero 6, Candy Spritz, Tanto la squalifica squalificato. di Candy Spritz, poi ha tardato anche Country Matley, se l'ha un po' presa. Questa Connemara S arriva ai 400 in 33. Sempre Cia 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 Si in seconda posizione davanti a Cesni Adaghi, poi Castleton Wise S a precedere il numero 7 di Comanci Joe. Ancora le femmine tutte sgranate, arriviamo al paletto dei 600 in 47,2. Ora un po' rallentato il ritmo la battistrada con Andrea Farolfi, sempre coda dritta. Cia 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 Si è in seconda posizione davanti a Cesni Adaghi, poi avanza al largo ora Castleton Wise S con Roberto Andreghetti pedinato da Sibel Font. Cavalli sulla penultima curva, sempre in vantaggio Connemara S su Cia 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 Si, poi Cesni Adaghi all'esterno Sindustria, Castleton Wise S, chilometro che va via in 1,18,1, retta di là ancora tonica al comando. Connemara AS su Cia 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 Si, poi all'esterno il numero 1 di Castleton Wise S lungo la corda Cesni Adaghi, retta di là percorsa in 15,1. Prende vantaggio la figlia di Main Wise S su Cia 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 Si che risponde ancora bene in seconda posizione, poi filtrano le cavalle lungo la corda, fra tutte Cesni Adaghi, ultima curva passata in 15,1, retta d'arrivo con Connemara S in vantaggio su Cia 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 Si, poi Cesni Adaghi, ultimi 100 metri e viene a vincere molto bene Connemara S davanti a Cia Cia Si, al terzo Cesni Adaghi a precedere Sibel Font. 1,16,7 la media al chilometro per Connemara S, Andrea Farolfi per il training di Gennaro Casillo, la scuderia della signora Anna Zappella, la cavalla aveva già corso bene a Padova in percorso esterno, oggi in percorso di testa, ha corso molto bene questa figlia di Main Wise S, Songwind AS, che rivediamo vincere in bello stile, secondo posto per Cia 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 Si davanti a Cesni Adaghi.